Il taglio del nastro, inaugurazione di Oggi Sposi, edizione 2016, ecco, quello che salta agli occhi è subito la location, un luogo particolare, Noctis, discoteca frequentata dai giovani. Infatti, dopo 14 anni dovevamo dare una scossa anche al mondo del wedding. Abbiamo pensato bene di riportare anche una manifestazione elegante come Oggi Sposi, che dal 2003 diciamo, è il punto di riferimento delle fiere sposi ad Agrigento e provincia. Abbiamo voluto appunto mandare questo messaggio soprattutto ai giovani, perché secondo me, secondo noi, tutto lo staff si sta un po' diperdendo l'importanza del giorno più bello della nostra vita, che è il matrimonio, e quindi abbiamo pensato di avvicinando noi la fiera, portandola in discoteca, dare un'immagine completamente nuova, più creativa, più innovativa ed elettrizzante, io l'ho chiamata, quindi molto più movimentata della classica fiera sposi. Una 3 giorni con tante iniziative e con tanti stand. Diversi stand e soprattutto penso tra le migliori aziende che abbiamo nel nostro territorio. Come nostra consuetudine abbiamo preferito dare spazio ad ognuno di loro, perché se siamo qui da 14 anni è esclusivamente grazie alle nostre aziende che ci seguono, ma soprattutto dando lo spazio giusto e creando una sola azienda per ogni settore, quindi abbracciando tutte le categorie che appartengono al mondo del matrimonio, però con una sola azienda presente, e quindi dare veramente lustro e una vetrina importante anche a loro. Dal punto di vista ecco, del programma, dal punto di vista delle novità, due in particolare quest'anno, ecco, partiamo, ecco, da quale partiamo? Allora, la novità di quest'anno è assolutamente la prima edizione del concorso di pasticceria Torte e Dolci di Nozze, quindi ci saranno tante degustazioni e soprattutto appunto la gara aperta a tanti pasticceri amatoriali di Agrigento, e si riconferma anche quest'anno la quarta edizione del concorso di bellezza Miss Sposa 2016, tante le partecipanti, tanti defilé di moda e il concorso che vedrà come ragazza premiata come Miss Sposa 2016.